Buongiorno, siamo in uno splendido campo di grano dell'azienda agricola Guidi, gestita da Guidi Mario e la figlia Guidi Claudia, e stiamo osservando una varietà decisamente valida, bellissima. La varietà è il Sonatine, dell'idea che abbiamo qui rappresentata dall'amica Lisa, no? Dopodiché abbiamo avuto l'onore di avere anche il senatore Amidei con noi, che ha voluto vedere questa splendida varietà anche in Emilia Romagna, anche se lui è un rappresentante veneto, che quindi ci ha fatto anche onore essere qui in Emilia Romagna. Abbiamo una pianta ancora estremamente elastica, molto bella veramente, ma soprattutto anche sana da un punto di vista infettivo, cioè non vedo nessun tipo di infezione. Sono stati fatti trattamenti normali, in particolar modo abbiamo fatto un primo trattamento con un fungicida assieme al diserbo di Elatusera. Dopodiché siamo intervenuti in foglia bandiera con il Questa-T, ok? E Aflanc, e abbiamo fatto in spigatura, abbiamo usato, se non vado errato, amigos, lo strale, benissimo, allo 0,8 per ettaro. Bene, allora, vista questa bellissima varietà, io vorrei chiedere 2 o 3 cosette anche da Lisa, se ci dice qualche cosa in più in merito al Sonatine. Volevo premettere che il Sonatine è entrato in velocità, a gamba tesa, oserei dire, nella carta del mulino. Prego, Lisa. Buongiorno, sono Borghi Lisa e sono la referente Italia della società L'Idea Seeds francese. Un ringraziamento innanzitutto all'azienda agricola Guidi, ad Arnaldo Bovolenta per l'organizzazione e l'ospitalità di questa giornata e soprattutto per l'allestimento di questo bello appestamento di Sonatine, appunto, della nostra varietà. Cosa aggiungere in più di questa varietà? Oltre ad aver fatto la corsa per la carta del mulino, non ha dovuto assolutamente correre per i 2 anni di prova nazionale in cui si è praticamente posizionata al primo posto fra i frumenti teneri della classe merceologica panificabili superiori. Lo vediamo qua in campo senza dilungarci ulteriormente. Come ha detto giustamente Arnaldo, la foglia bandiera è estremamente verde, estremamente sana. Voi sappiamo tutti, una foglia bandiera sana vuol dire che porta un riempimento molto più lungo, molto più fotosintetati all'interno delle cariosidi, in modo tale da avere poi più peso anche alla fine della maturazione e quindi della raccolta. Sonatine rientra con la sua varietà, con questa varietà e con all'interno del gruppo della specie frumento tenero, rientra in un progetto che l'Idea France sta facendo per la ricerca di specie con alta proteina. Questo perché ha sposato un progetto appunto della ricerca delle proteine vegetali, che c'è una forte richiesta appunto in ambito nazionale e anche europeo. Io non aggiungerei nient'altro di quanto già detto da Arnaldo e da quanto si può vedere, perché effettivamente la varietà, direi che anche le persone parlano da sole. Ecco, come dicevo poc'anzi, in primis abbiamo fatto un diserbo di Corteva, abbiamo usato Zipar più Senior, che è un graminicida più un dicotilinodicida, e assieme abbiamo messo anche un fungicida, un importante fungicida della Syngenta, che è l'Elatusera. Io quindi adesso darei la parola agli amici di Corteva per il diserbo, dopodiché lo girerei anche all'amico di Syngenta per il fungicida Elatusera. Prego. Salve a tutti, sono Nicola Varalta, responsabile tecnico dell'area, e sono qui per parlare, come ha detto bene Arnaldo, di Zipar. Zipar è l'ultima, se volete, soluzione come diserbo delle foglie larghe comparsa nel mercato del segmento. Zipar è Arilex Active, quindi un principio attivo di casa Corteva sviluppato per il controllo delle principali infestanti del nostro grano. Questa è una zona molto pressata dal papavero, lo abbiamo visto in diversi areali. Papavero, che è un infestante molto pericolosa e molto impattante nella gestione del nostro grano. Zipar è una soluzione che si adatta perfettamente al controllo del papavero e di tante altre foglie larghe presenti nel nostro impianto. Con Zipar, come diceva giustamente Arnaldo, Corteva propone il graminicida Senior per andare a completare quella che è l'intera gestione delle infestanti del campo. Fattore molto importante, se ne parlava anche prima, è l'importanza della filiera e della gestione dei residui.
Zipper si adatta perfettamente a quelle che sono le problematiche della gestione di filiera, quindi non c'è residuo, il prodotto è performante e senza residuo, dando tutte quelle che sono le caratteristiche che appunto la filiera richiede da un prodotto fitosanitario, da un disalbo in questo specifico caso. Quindi, come possiamo vedere dal campo, l'abbinata Senior più Zipper garantisce un perfetto controllo degli infestanti, garantendo una resa migliore e ottimale del nostro grano. Contemporaneamente, quindi, a quanto hanno detto i colleghi di Corteva, insieme al diserbo è stato fatto anche un fungicida di Syngenta, che è la Tussera, il quale è un prodotto estremamente versatile, perché lo si può fare già in T1, come è stato in questo caso, a un dosaggio di 0,75, ma anche a 1 litro. Questo soprattutto quest'anno penso sia stato importante, in quanto la pressione di ruggine, oidio e già septoria già fin dall'inizio si è presentata piuttosto elevata. Per cui la possibilità di contare su un prodotto così versatile diventa una strategia vincente per l'azienda agricola, che ci consente di poterlo fare anche in T2 o anche in T3, quindi in spigatura piena. Il prodotto è sostanzialmente un prodotto che sono alcuni anni che è sul mercato, e diciamo che negli anni ha mostrato una costanza nell'efficacia, nel dimostrare quanto sia il suo valore. Mentre in foglia bandiera abbiamo usato in questo caso le Quest RT più Aflanc di Corteva. Io vorrei che tu, Angelo, mi dicessi qualche cosa in merito a questo nuovo prodotto che è entrato nel vero senso della parola a gamba tesa sullo scenario agricolo italiano. Prego. Sì, grazie mille dell'occasione. Io sto guardando questo campo, abbiamo parlato prima di varietà, effettivamente è vero, se vogliamo che queste varietà producano tanto bene con le proteine che vogliamo, devono essere ovviamente messe nelle giuste condizioni. Abbiamo parlato di un trattamento fatto in levata, perché effettivamente è vero, quest'anno, ma anche nelle annate passate, la septoria si è manifestata molto presto. Dobbiamo però ricordare che un trattamento precoce è fondamentale per sanificare, no, il nostro appezzamento e evitare appunto le reinfezioni nel corso della progressione della coltura, ma dobbiamo anche considerare che la foglia bandiera è poi l'organo che dobbiamo proteggere e mantenere sano e verde fino a fine ciclo culturale, e in questo caso appunto la scelta di un fungicida come Quest RT sulla foglia bandiera ha permesso di potersi avvantaggiare di un nuovo principio attivo introdotto da pochi anni dalla casa Corteva. È effettivamente un principio attivo che appartiene a una nuova famiglia chimica e quindi un nuovo meccanismo d'azione, e quindi chiaramente poter andare a lavorare anche in tutti quei contesti dove altre classi chimiche ovviamente hanno magari mostrato dei cedimenti in termini di persistenza d'azione. Come dicevamo, un principio attivo che si caratterizza per 2 fattori: nuovo meccanismo d'azione e alta persistenza. Si stima intorno alle 6 settimane, poi corroborate un po' dalle esperienze di campo, e grazie a questo si può predisporre l'apparato fogliare a poi gli eventuali trattamenti di rifinitura legati appunto alla protezione della spiga, che chiaramente rappresentano poi un'altra fase critica molto, molto importante della coltura. In chiusura, sulla spiga abbiamo usato lo strale a 0,8 litri per ettaro, in modo da portare il prodotto a questo. Praticamente siamo a giugno e non vedo nessun tipo di infezione né sulle foglie né tantomeno sulla spiga. E quindi in chiusura abbiamo fatto lo strale. Quante unità di azoto a grandi linee hai usato per ottenere un prodotto del genere? Beh, sono state circa 170 unità di azoto distribuite in 3 distribuzioni, appunto. L'ultima, per favorire comunque e non cercare di contrastare l'allettamento, sono state 25 unità date praticamente a foglia bandiera, in modo tale da distribuire durante tutto l'anno l'apporto di azoto. Quindi abbiamo cominciato a febbraio-marzo, una seconda distribuzione ad aprile, e poi dopo l'ultima distribuzione a maggio praticamente. Così facendo si cerca di contenere i rischi di allettamento e si sposta l'apporto di azoto nella fase finale per cercare di aumentare le proteine e per mantenere la pianta verde.